abbiamo tamburelli siciliani, a go-go, recco, abbiamo tutto, tamburi bassi. Mi sembra una festa organizzata, penso, dalle varie associazioni per spiegare per manifestare il desiderio di questa città di apparire pulita. Sono contento che ci sia una manifestazione del genere a Catania per coordinare, insomma, la musica, l'esigenza di pulizia nella nostra città e anche la solidarietà al popolo palestinese che soffre un embargo a Gaza. Perché sta accadendo questo secondo te? Perché la gente si è seccata, si vuole ribellare, ha bisogno di stare insieme per combattere queste negatività, solo questo. La negatività su che cosa? Il sole c'è, la terra c'è, il vulcano c'è. Sì, però c'è tanta povertà, meschinità, tutto questo. A discapito delle persone invece vogliono stare tranquilli, non vogliono avere soldi, ma tranquillità e unione, solo questo. Hai una formula, hai un'idea? No, non ho un'idea, l'unica idea è stare insieme, solo questo ci può salvare da cosa sta accadendo. Senti, cosa pensa l'Italia e il mondo di Catania? Che ce ne freghiamo, invece non è vero, perché le nuove generazioni, grazie anche a delle persone precedenti, si sta mobilitando e lo dimostriamo ogni volta che scendiamo in piazza, ma non siamo qua per giocare, siamo qua per sensibilizzare gli altri, no? Che lavoro fai? Fotografo. Fotografo, bello. Che contributo dai a Catania? Com'è? Il tuo contributo per Catania qual è? Oltre oggi di questa bella manifestazione. Il tributo? Tributo, che cosa fai per Il Catania? contributo è essere sempre presente, fare le foto e con queste manifestare anch'io e ribellarmi perché non ce la facciamo più. Che non abbiamo una bella reputazione, questo sicuramente, però dobbiamo impegnarci tutti quanti per, insomma, per cambiare questa opinione, sicuramente. Qual è il tuo contributo per Catania? Il mio contributo per Catania, sicuramente nel mio piccolo cercare di fare, insomma, qualcosa per rendere questa città migliore, a cominciare, non lo so, dalla pulizia delle strade, insomma cercare di sporcare meno le strade, che secondo me comunque è una cosa che, insomma, va nell'occhio anche per il turista stesso che quando viene in questo posto cerca di trovare, insomma, qualcosa di pulito. Siamo tutti capaci tutti di cambiare Catania! Ripeto, siamo tutti capaci tutti di cambiare Catania! Siamo capaci! E allora lo dimostreremo con i fatti! Questa è la prima di tante cose, ragazzi! Noi veramente